gruppo di ragazzi che si sono rivolti alle cure dell'azienda per questa sintomatologia, vomito, malessere generale, eccetera. Si tratta di 7-8 persone che sono state prese in carico già ieri dal nostro pronto soccorso, che stamattina già sentite stanno meglio. È bastato il supporto di alcuni farmaci sintomatici, ma a breve ritorneranno a domicilio. Tanto spavento dunque, ma il peggio è passato per il gruppetto di adolescenti di età tra i 15 e i 22 anni che si sono dovuti immediatamente rivolgere alle cure del San Bortolo dopo aver accusato i sintomi di una intossicazione alimentare. Il Dipartimento di Prevenzione nel frattempo ha avviato una serie di accertamenti per risalire la causa dei malesseri, nausea, vomito e dissenteria, per stabilire se provocati da un'origine batterica o virale. Per questo, dopo la segnalazione, è stata aperta anche un'indagine. La simultaneità dei sintomi che aveva insospettito i sanitari ha portato le ricerche nell'ambito di una festa privata in un comune del Vicentino a cui i giovani avevano partecipato. In attesa dei risultati, l'Usotto lancia un appello in questo momento specifico dell'anno. Mi riferisco soprattutto alle soglie della stagione estiva, ma abbiamo visto anche lo scorso weekend come sono salite le temperature, alle modalità di conservazione degli alimenti. Possiamo anche prendere degli alimenti da asporto, ma devono essere correttamente conservati fino al momento del consumo. Quindi, soprattutto per alcuni alimenti, creme, maionesi, alimenti deperibili, la conservazione già da adesso in frigorifero.